Allora, rieccoci, poi riprendiamo il filo del discorso. Abbiamo una telefonata in attesa. Pronto? Pronto? È in onda. Sì, pronto? Da dove chiama? Buongiorno. Da provincia di Padova. Dica. Vuoi parlare con il signor? Sì. Sì, sì. È qui, parli. Voglio dire, è da quando che... Scusa. È da quando che... Abbassi il volume. Con Andy. Abbassi il volume, se no lei non capisce più niente quello che dice. Ah, sì, è da abbassare il Bene, tutto. bene, allora dica, parli. Ecco, ora, vorrei mandare, signori, tutti i politici, che c'è tanti anni che è finita la guerra, e sono le solite robe che va dite per televisione. È una vergogna, hai capito? Va bene. No, e dopo invece cavare via, c'è ai pensionati che ne puoi anche vivere. E poi cavare via c'è ad Alema, al Presidente della Repubblica e tutto il resto. Perché non glielo fa? Che pagano anche euro e tasse. Certo. Hai capito? Sì, no, ma questo Grazie. l'abbiamo detto più volte. Grazie del suo intervento. No. Grazie molte. Avevo troncato Rita Turati che stava dicendo una questione relativa al sistema, no, politico, che non funziona, che si può riallacciare a quanto diceva il nostro... Avete messo in evidenza la lettera che abbiamo mandato ai parlamentari, il senso di questa azione qua era proprio quella di chiamare a responsabilità coloro che sono stati eletti dai cittadini. Il tentativo, cioè, oltre appunto di mettere in chiaro quali sono le nostre richieste, è quello di dire tu devi rispondere a quel 25% della popolazione che ti ha eletta, perché noi siamo quella cosa lì, ma non perché, appunto, insisto, siamo tanti e quindi vogliamo fare, ma per un problema di equità e di giustizia sociale che oggi in Italia non si fa. La seconda cosa che volevo dire è che noi purtroppo, e qui su questo punto l'ultimo cittadino che ha telefonato, il signore di prima, ha ragione, se la si può interpretare quella telefonata, che dice c'è un problema di responsabilità pubblica. Che valore, cioè, qual è la classe dirigente politica, istituzionale, ma io direi anche tutta la parte della burocrazia interna alle istituzioni. Soprattutto, Perché poi alla fine è appunto, quello il mentre problema. mettiamo dei ministri che non sanno, penso alla Lorenzin che di sanità non ne ha mai sentito parlare, chi è che decide se non coloro i quali stanno dentro a quel ministero lì? Noi abbiamo un problema molto serio in questo nostro paese, proprio di capacità di avere una visione, di avere un modello di riferimento, e quindi è tutto, come si diceva anche prima, molto pensato per difendere i propri privilegi, difendono loro stessi, perché sono le uniche cose che non si sono toccate. Quindi, oltre a queste azioni che dicevo prima, noi dobbiamo, io ci credo ancora, sarò un'illusa, sarò vetero, verrò dal 68, è possibile, l'età è quella, però io penso che noi dovremmo riempire in modo pacifico le piazze un'altra volta, cioè farci vedere, fare e trovare dei punti che ci consentano di stare assieme, giovani, anziani, lavoratori, pensionati e tutti, riprenderci in mano questa nostra Repubblica e non lasciarla mollare. Assolutamente, dei lavoratori precoci non ne parla mai nessuno, siamo i più penalizzati, 43 anni di contributi versati invece di essere premiati ci penalizzano. Poi c'era un altro messaggio prima da Vicenza, vediamo se riusciamo a rimetterlo in onda perché l'avevo anche letto. Adolfo Berti, c'è la questione del fondo per un'autosufficienza che aveva chiesto anche il primo nostro telespettatore, e poi c'erano appunto altre questioni che emergevano. Adesso vediamo se riusciamo a beccare di nuovo il messaggio da Vicenza che era stato mandato prima. Sì, il Fondo per la non autosufficienza Veneto è in sofferenza, per essere estremamente chiari. Quindi non è stato rimpinguato? Non è stato rimpinguato e noi ci stiamo battendo quotidianamente perché non ci venga sottratto, per essere estremamente chiari, perché in tempi come questi è anche possibile, i tentativi ci sono stati in maniera abbastanza evidente di decurtarlo, di tagliarlo. Fino adesso in linea di massima siamo riusciti a mantenerlo, ma il problema che abbiamo noi ed è una cosa incomprensibile, guardate,
abbiamo nel 2009 conquistato una legge regionale sulla non autosufficienza articolata, strutturata, che consentirebbe, se applicata, anche di risparmiare, perché verrebbero le risorse che abbiamo adesso, verrebbero utilizzate in maniera più razionale e più equa. La cosa non va avanti, evidentemente a qualcuno non va bene. C'è poi un altro aspetto della questione sulla quale noi ci stiamo proprio di questi tempi battendo, ed è tutto un problema che riguarda il raccordo che c'è fra la legge sulla non autosufficienza, la legge 30 del 2009, e il recente piano sociosanitario regionale. Qui possiamo dire una cosa, che il piano sociosanitario regionale in linea di massima è un piano per certi aspetti, non su tutto, condivisibile, e ha una caratteristica abbastanza importante che riguarda anche gli anziani non autosufficienti, ma gli anziani in genere, perché sposta l'attenzione e quindi tutto il discorso organizzativo ed economico, conseguentemente, dall'ospedale al territorio. Certo. Con la creazione anche di servizi nuovi, l'ospedale di comunità, il cambio Bisogna vedere se riescono ad attuarlo in modo concreto e corretto. Io le interrompo solo un attimo perché non mi ero accorta che c'era una telefonata da un po' in attesa. Pronto? Scusi. Sì, buongiorno. Buongiorno, da dove chiama? Io chiamo dal Friuli Venezia Giulia. Sì, prego. Allora, la mia richiesta era un po' inerente a queste benedette pensioni. In realtà cosa succede? Io mi trovo ad avere 57 anni e vengo colpita da un cancro al seno. Oh signore. E in gennaio, in marzo mi opero e faccio la mia radioterapia, eccetera, eccetera. Sembra accettare bene la cosa, poi in agosto-settembre vengo colpita da una forma, spero lieve, di depressione. Presa dallo sconforto, un giorno in crisi, vado dal mio datore di lavoro e do le dimissioni, stanca. Vado a una Coldiretti e chiedo il mio fondo pensionistico a che livelli è, mi dicono: signora, lei andrà in pensione con il 1° gennaio 2024. Mi sono sentita morire. Perché? Perché mi trovo senza lavoro, mi trovo colpita da una malattia che non è facile da accettare e venite incontro a queste persone, se non altro fate una selezione dei problemi che ha la gente, non mettete tutti quanti nello stesso piano, perché la realtà, signori miei, non è così. Parlare è facile, però bisogna agire. Grazie. Grazie signore, tanti auguri. Grazie. Mamma mia, questo è un caso sicuramente... È un caso gravissimo, però penso che ce ne siano anche molti. E questo dimostra sostanzialmente qual è la situazione di questo Paese in relazione al rapporto che c'è fra la previdenza, la sanità e l'assistenza. Cioè, a livello nazionale sostanzialmente non c'è nessuno strumento che mette in rapporto il fatto che... non c'è comunicazione tra i canali. Esattamente, quindi rispetto a questo diventa estremamente problematico. Per dire, la signora colpita da cancro, è chiaro che a quel punto qualcuno dovrebbe pensare che va collocata in riposo comunque rispetto ad una malattia di questo tipo e che quindi in questo frangente entra in funzione un meccanismo che collega la previdenza all'assistenza sociale per certi aspetti, ma anche sanitaria. E quindi rispetto a questo siamo veramente in assenza di questi meccanismi. Per capirci, noi ci troviamo, aveva ragione la signora, noi ci troviamo ad avere una situazione che riguarda la non autosufficienza, che è finanziata con 14 miliardi all'anno, finanzia l'indennità di accompagnamento, una indennità di accompagnamento che sostanzialmente viene data a tutti senza nessun criterio,
E quindi rispetto a questo sono soldi buttati che potrebbero essere tranquillamente utilizzati in maniera diversa. Chiarissimo, ne parleremo ancora perché il tempo è scaduto. Walter Sperotto, a lei la battuta un po' rispondendo agli ultimi messaggi che sono arrivati, che anche questi sono molto molto duri. Da un lato alcuni non hanno capito, non c'è la rivalutazione delle pensioni, stanno lottando per avere la rivalutazione, sia chiaro, al momento attuale non c'è rivalutazione. Soprattutto fino a 6 volte il minimo, che era una delle Esatto, quindi assolutamente no. Lei un po' la chiude. Quello che prevede, cioè, stiamo su quello che prevede la finanziaria. Rapidissimo. La finanziaria prevede il recupero del 100% fino a 1.499 euro sostanzialmente, poi dopo passa al 90% dai 1.500 euro ai 2.000 euro, al 75% dai 2.000 euro ai 2.500 euro, al 50% dai 2.500 lordi, sempre tutto quanto lordo, al di sopra dei 3.000 euro nessuna rivalutazione. Okay. Questa è la questione, dato. perfetto. Ciò che noi chiediamo è il ripristino della condizione precedente, che prevedeva come dire, rivalutazioni di segno diverso, eccetera, eccetera. Perfetto, allora vi aggiorneremo, promettiamo, promettete, tornerete, torneranno ad aggiornarvi assolutamente, non vi lasciamo soli, voi se dovete scrivere raccontateci le vostre situazioni, cercheremo di girarle anche ai responsabili, TV7 con voi, @triveneta.tv è la nuova mail che è stata aperta proprio quest'oggi per accogliere le tantissime richieste da parte vostra, perché effettivamente le centraline di segreteria non possono rispondere a tutti, noi cercheremo invece di rispondere a chi ci scrive e vi ricordo che l'8 novembre, venerdì, a Mestre, mattina, dove all'ospedale dell'Angelo. Ospedale dell'Angelo, vediamo se riusciamo a mettere anche la locandina in onda, che siamo fuori tempo massimo. Ci sarà un convegno che si parlerà di sanità, quindi aspetti molto molto importanti che non siamo riusciti ad affrontare appieno in questa occasione e quindi approfittatene per avere maggiormente chiara la situazione di partecipare. Quindi venerdì 8 all'ospedale dell'Angelo, a Mestre, la mattina. Dalle 10 all'1. Dalle 10 all'1 c'è questo momento importante di incontro e di confronto. Io ringrazio i nostri ospiti stati qui con noi, ringrazio voi di aver partecipato, mi scuso con le telefonate alle quali non siamo riusciti a dare una risposta, lo faremo presto. Martedì, non oggi, prossima settimana avremo sempre il tema anziani, pensionati eccetera dalle 21 alle 23, quindi approfittatene per portare le vostre domande, noi cercheremo di dare le risposte e fare gli approfondimenti in studio con i sindacati e anche con i politici a livello territoriale. Questa sera vi aspetto, alle 21 parliamo di problemi lavorativi ed economici. Buona giornata.